Oh, bene, bene. C'è molta complicità, devo dire, col pubblico che sta vivendo una serata intensa, due puntate tutte dedicate alla festa e al ballo, alla festa dell'antico matrimonio mauritano e gonnese. Quindi torniamo in questo luogo, in questi luoghi nel territorio del Sulcis e dell'Iglesiente, proprio insomma al confine di questi due luoghi. E tra l'altro il ballo è un ballo che si rifà proprio a tutta questa parte meridionale della Sardegna, ed è il ballo di piazza, il ballo popolare, il ballo spontaneo su ballo mauretino. Interessante la parte musicale, perché c'è tutta una trasposizione su fisarmonica di quelle che sono le nodas degli strumenti a canna, dei sonus de canna, ma che diventano insomma occasione di ballo attraverso lo strumento moderno della fisarmonica, ideale per accompagnare questo tipo di ballo. Il gruppo Sant'Andrea di Gonnesa.
Allora grazie al gruppo Sant'Andrea di Gonnesa e con i nostri telespettatori adesso vedremo una piccola clip che racchiude una serie di immagini di queste giornate che ci hanno portato insomma fino alla domenica, fino alla celebrazione dell'antico matrimonio mauritano, ma con le giornate precedenti che sono state molto interessanti, ricche di attività, di manifestazioni di grande interesse, e noi in questa piccola clip le riassumeremo attraverso alcuni riflessi filmati. Vediamoli insieme.